Buonasera e benvenuti al TG Sicilia, le notizie principali di questa edizione. Giovani violenti, a Palermo un branco di ragazzini picchia e manda in ospedale una coppia di coniugi per un banale rimprovero. Ferita a colpi di coltello un sedicenne dopo una lite, maxi rissa tra 40 persone in un locale. Il femminicidio di Salemi. Domani l'autopsia sul corpo della vittima, un delitto secondo gli investigatori certamente premeditato. Continua la mobilitazione delle donne per dire no alla violenza. Anche la Sicilia piange una delle 2100 vittime dello sconvolgente terremoto in Marocco. Mohamed, 14 anni, che abitava con la famiglia a Furnari, vicino a Messina. Era in vacanza dalla nonna nel suo paese d'origine. Commozione in paese, il suo banco resterà vuoto. Domani suonerà la campanella in alcune scuole siciliane. Le famiglie alle prese con i rincari dai libri ai quadernoni. Ora c'è pure l'allarme Covid a preoccupare, in una regione dove resta altissima la dispersione scolastica. Brutto inizio per la scuola a Palermo, ancora un furto alla Falcone dello Zen. Rubati i climatizzatori, diversi altri istituti vandalizzati. In Serie C riposano le due siciliane. Al rientro il Catania troverà il Picerno al Massimino. Il Messina invece andrà a Taranto. Settimana di pausa anche per il Palermo in B che prepara la sfida all'Ascoli. Violenza gratuita e aggressioni per futili motivi a tutte le ore del giorno e della notte in pieno centro cittadino. È il nuovo allarme che vive la città di Palermo soprattutto per l'esplodere dell'aggressività delle baby gang. L'ultima brutta avventura per una coppia che aveva chiesto a un gruppo di ragazzini di smetterla di far chiasso. Sono stati accerchiati e picchiati dai bulli e sono finiti in ospedale. Manlio Viola. È allarme baby gang e violenza gratuita a Palermo. A confermare timori presenti da tempo è stata la brutta avventura di una coppia di anziani finita in ospedale dopo essere stati picchiati da un gruppo di ragazzini che avevano rimproverato per i troppi schiamazzi. È l'ennesima aggressione immotivata o quasi l'ennesima brutta avventura che poteva finire anche molto peggio e adesso in tanti hanno paura anche soltanto di rivolgersi ai passanti. Marito e moglie, 63 e 50 anni, sono stati soccorsi dai sanitari del 118 e trasportati all'ospedale civico. La prognosi è di 12 e di 7 giorni per traumi facciali e trauma cranico e per diverse contusioni. È successo a due passi dalla cittadella universitaria di Via Ernesto Basile in via Emilio D'Angelo. Le indagini sono condotte dai carabinieri. Marito e moglie, stanchi delle urla dei due ragazzini, avevano chiesto di fare silenzio. Ne è nata prima una discussione verbale, poi i ragazzini li hanno accerchiati e colpiti più volte. Le aggressioni da parte dei giovanissimi sono ormai all'ordine del giorno e c'è paura in città. Per la procura dei minori si tratta di un'emergenza baby gang sulla quale le forze dell'ordine hanno posto la loro attenzione. Sciami di ragazzini che aggrediscono chiunque anche senza motivo alcuno, soltanto per divertimento, e che spesso entrano in contrasto anche fra di loro, dando vita a risse pomeridiani o serali per le vie del centro in tutte le giornate. E sempre a Palermo un ragazzo di 16 anni è rimasto ferito a colpi di coltello al viso e a un braccio la notte scorsa in piazza Don Sturzo. Ha raccontato di essere stato aggredito da sconosciuti. In realtà pare che ci sia stata una lite tra due gruppi di giovani fuggiti non appena è intervenuta la polizia. E non è finita ancora a Palermo. Sempre ieri notte c'è stata una maxi rissa tra i clienti di un locale in piazza Spinuzza. Una quarantina di persone se le sono date di santa ragione colpendosi con sedie e tavolini. Diversi i feriti medicati al pronto soccorso. E parliamo del femminicidio di Salemi. Domani l'autopsia sul corpo della vittima. Secondo gli investigatori si tratta di un delitto certamente premeditato. Continua la mobilitazione delle donne per dire no alla violenza. Simona Mazzoni. Sarà effettuata lunedì l'autopsia sul corpo di Marisa Leo per chiarire alcuni aspetti. Se i colpi di fucile che l'hanno uccisa sono stati 2 o 3, ad esempio. Intanto dal punto di vista giuridico il cerchio si è chiuso attorno all'ex compagno Angelo Reina, che dopo averla freddata nell'azienda di famiglia incontrata a Farla al confine tra Mazzara e Marsala, dove le aveva dato appuntamento, ha percorso alcuni chilometri e si è tolto la vita con la stessa arma. Ma le indagini ancora proseguono, sono emersi infatti
altri dettagli che possono aiutare a ricostruire le ultime ore di entrambi. Intanto l'ossessione dell'uomo per Marisa, confermata oltre che da alcune testimonianze di amici e conoscenti anche da un investigatore privato assoldato da Reina per pedinarla. Poi la dinamica: in un'auto noleggiata dall'assassino alcune settimane prima del delitto sono stati trovati alcuni proiettili della stessa arma usata per uccidere la donna, mentre a bordo della macchina utilizzata la sera dell'omicidio-suicidio, oltre al fucile è stata trovata una pistola. E il giallo dei cellulari: non sono stati trovati ancora i telefonini di entrambi da nessuna parte. In questa vicenda l'ultimo appuntamento tra i due non era quello cosiddetto chiarificatore come si è visto in altri casi di femminicidio, perché in questo caso Angelo Reina ha chiesto a Marisa Leo di vedersi, usando come esca la presenza della figlia, che invece aveva affidato ad alcuni parenti poche ore prima. Fattore questo, insieme agli altri elementi emersi, che porta gli inquirenti verso la pista della premeditazione. Intanto sabato pomeriggio a Palermo le attiviste del gruppo Non Una Di Meno, provenienti da Catania e da altre zone dell'isola, si sono ritrovate ancora una volta in una manifestazione contro la violenza, dove è stato ricordato anche il nome di Marisa, anche lei un'attivista che si occupava dei diritti delle donne. E a Salemi, località di origine della donna, venerdì prossimo si terrà una marcia organizzata in sua memoria con raduno alle 19 in piazza Padre Pio. Nel terremoto in Marocco ha perso la vita un giovane di 14 anni che viveva a Furnari, nel Messinese. Il ragazzino Mohamed Sharad aveva fatto ritorno in patria insieme alla sua famiglia per andare a trovare la nonna. In lutto la comunità di Furnari. Mohamed tra pochi giorni sarebbe dovuto rientrare per l'inizio della scuola. Corsi e sbarchi a Lampedusa dopo 5 giorni di stop a causa delle condizioni del mare. La nave Ocean Viking ha salvato 69 migranti a bordo di una barca di legno e la Sea Punk altri 150 che erano su un altro natante. C'è stato un drammatico imprevisto durante un altro intervento. Si è forato il battello gonfiabile della ONG carico di profughi, ma per fortuna tutto si è risolto per il meglio. Il gruppo di persone in difficoltà è stato messo in salvo e poco fa sono sbarcati a Lampedusa 142 tunisini. Domani sarà il primo giorno di scuola in Sicilia per alcuni istituti che hanno deciso di anticipare gli ingressi per le prime classi, mentre a regime saranno tutti seduti tra i banchi a partire da mercoledì. Ma il rientro tra i banchi comporta anche un maggiore impegno economico per le famiglie a causa degli aumenti. I libri costeranno in media il 15% in più rispetto allo scorso anno, così come diari, zaini, penne e quaderni che hanno subito un'impennata del 10%. Timori per i genitori anche per il ritorno del Covid con la nuova variante Eris, che al momento non preoccupa gli esperti e che non comporta l'obbligo all'uso delle mascherine. La Sicilia, tra l'altro, è maglia nera per abbandono scolastico. Un alunno su 5 abbandona gli studi durante l'anno. Nella città metropolitana di Catania la dispersione scolastica si attesta a una percentuale di poco superiore al 25%. Tale dato, unitamente ai correlati numeri della devianza giovanile, pone la città a livelli di primato nazionale. E per contrastare la dispersione scolastica il governo ha recentemente varato un decreto. Vediamo con quali reazioni. Francesco Aloi. Le lezioni riprenderanno la prossima settimana, ma non tutti manderanno i figli a scuola. La dispersione scolastica è una delle piaghe della Sicilia. In Sicilia ha una media che è il doppio di quella nazionale, con punte del 25% in alcuni contesti come quello di Catania, per esempio. È nelle periferie che si registrano le percentuali più alte. Ragazzi, ma anche bambini che non vanno a scuola. Questo spesso significa manovalanza per la criminalità. Palazzo Chigi ha varato il decreto Caivano che ha tra gli obiettivi proprio la lotta alla dispersione scolastica. Non è un decreto che può risolvere questi problemi, è un provvedimento che ha lo scopo di reprimere in qualche modo la criminalità minorile, ma per risolvere i problemi della scuola ci vogliono soprattutto risorse, ci vogliono scelte coraggiose come quelle di ridurre il numero degli alunni per classe e aumentare il tempo scuola. Bisogna fare sempre di più, soprattutto nelle zone più disagiate delle città. A Mazzarona, Siracusa, i carabinieri hanno aperto un punto denunce con un campo da calcio nel cuore del rione. L'obiettivo: fare sentire la presenza dello Stato anche ai più piccoli.
Ma esempi come questo in Sicilia ce ne sono diversi. Bisogna investire sempre di più nell'educazione dei nostri ragazzi e educare significa prevenire, significa informare, significa applicare quelle buone prassi che ci permettono veramente di evitare questi ulteriori drammi. E adesso Librino, nella periferia di Catania, dove da anni varie associazioni e i parroci lavorano contro l'abbandono scolastico e per guidare i giovani verso un percorso di legalità. Tra questi padre Duilio, che ai nostri microfoni dice: bene il decreto Caivano, ma dobbiamo ripartire dall'educazione dei ragazzi. Emanuela Corsi. È un quartiere dove c'è tanto bisogno, ci sono tantissime brave persone che veramente ho avuto modo di apprezzare in questi mesi. E ovviamente ci sono anche delle criticità che noi cerchiamo per quel poco che possiamo, cerchiamo di aiutare. Librino, con i suoi 70.000 abitanti, è uno dei quartieri più popolosi ma anche più difficili di Catania. Qui siamo nella periferia del capoluogo catanese, lontani dal centro, dove però c'è la vita oltre il degrado. Sono tante le associazioni che da anni operano sul territorio per aiutare chi è in difficoltà e soprattutto per seguire i giovani che vivono in una situazione di disagio e rischio sociale, accompagnandoli verso un percorso di legalità. Tra questi c'è anche padre Duilio, che da circa un anno guida la comunità parrocchiale della chiesa Resurrezione del Signore nel viale Castagnola. Il governo ha varato un decreto, il cosiddetto decreto Caivano. Caivano potrebbe essere Librino, come potrebbe essere qualsiasi quartiere d'Italia. È giusto inasprire le pene o bisogna invece intervenire diversamente? E in questi giorni io ho letto il decreto, ho cercato di fare una piccola riflessione mia personale. Innanzitutto vanno apprezzati tutti gli sforzi che vengono fatti per il bene comune. Perché non investire nell'educazione? Qui c'è la Mary Poppins, che ancora resiste, ma ha dei ragazzi, bambini anche del quartiere con difficoltà, che hanno bisogno di aiuto. Ma là c'è il bello. Tutti insieme, si mangia insieme, si sta insieme, si rispetta il compagnetto. Ci sono questi strumenti e noi li distruggiamo. Se si investe di più sull'educazione, non sarebbe meglio? Il frutto si vedrebbe fra qualche anno, ma si vedrebbe certamente, perché aiutiamo questi bambini a capire qualcosa. E l'altra faccia della scuola riguarda i professori precari. In Sicilia i professori senza cattedra sono un esercito di 13.000. Giusy Lazzara ci racconta le storie di 2 insegnanti. Vita da precari. Sono 13.000 nella scuola siciliana gli insegnanti in attesa di un'agognata cattedra che non arriva. Un esercito di precari storici con anni di servizio alle spalle e mai un contratto a tempo indeterminato. Non è bastato per molti di loro, dopo gli anni di supplenze annuali, vincere il concorso a cattedra e entrare in graduatoria. Una precarietà di vita perché è una scelta, sono delle scelte che tu non puoi cambiare nel tempo, decidi di fare dei progetti e magari non li puoi attuare e poi ti trovi in difficoltà sballottato da una scuola all'altra, non sai cosa ti capita durante gli anni. Sono tante le storie di insegnanti che hanno visto anche ridurre nel tempo le cattedre di insegnamento per le quali si erano abilitati. Che il diritto non si insegna pressoché in alcun liceo, si insegna soltanto negli istituti tecnici e nei professionali al biennio, quindi chiaramente parliamo di pochissime ore. L'educazione civica sarebbe sicuramente uno strumento utile, un presidio di legalità potrebbe diventare, anche per creare dei cittadini consapevoli dei loro doveri, dei loro diritti, che abbiano consapevolezza di cosa significa cittadinanza attiva. Tutto a scapito degli studenti che perdono la continuità didattica e diventano anche loro precari nell'apprendimento. Chiaro che la continuità ha un senso proprio perché lo scopo è quello di favorire il processo di insegnamento-apprendimento dopo un'adeguata fase di osservazione, altrimenti quello che accade è che ogni anno lo studente, anzi il docente, deve ricominciare una fase di osservazione e quindi perdere del tempo che è anche prezioso all'interno di un contesto scolastico. Un docente su 4 ha un contratto a tempo determinato, secondo un'analisi di Tutto Scuola. I supplenti in 7 anni sono più che raddoppiati, toccando quota 225.000 in tutta Italia. Palermo, alla scuola Falcone dello Zen tornano i ladri, rubati i climatizzatori. Giusto Catania, della Rete per la promozione della cultura antimafia, dice il peggior modo per iniziare la scuola. Vediamo. È il peggiore dei modi per cominciare la scuola.
Vandalizzare un edificio scolastico credo che sia il segno più grave di un degrado in cui agiscono le nostre scuole e nei nostri territori. La scuola non è nemmeno iniziata e già alla Giovanni Falcone, nel quartiere Zene di Palermo, i ladri hanno portato via i climatizzatori che erano stati installati nel plesso scolastico. Le indagini sono condotte dalla Polizia di Stato. Un nuovo raid in una scuola ogni anno costantemente danneggiata e vandalizzata, finita anche nelle pagine della cronaca per l'arresto della preside Daniela Loverde in merito alla truffa alla Comunità Europea. Di recente si è insediato il nuovo dirigente scolastico Massimo Valentino. Grande solidarietà al collega Massimo Valentino, dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo Giovanni Falcone di Palermo, a nome della Rete per la promozione della cultura antimafia. Noi pensiamo che sia importante supportare l'azione di queste scuole nei territori, a maggior ragione in questo momento in cui si è aperto un dibattito sul dimensionamento delle istituzioni scolastiche. Bisogna tutelare tutte le istituzioni scolastiche nei territori, a partire dai territori difficili. In questo modo si contrasta la criminalità e si combatte la cultura mafiosa. Per questa ragione non bisogna arretrare e i segnali che arrivano già all'inizio dell'anno scolastico con questi atti vandalici sono particolarmente preoccupanti. In queste ultime settimane, come è emerso nel corso di un incontro in prefettura, ci sono stati diversi raid vandalici nei plessi scolastici, come a Villa Ciambra, dove qualcuno ha fatto irruzione nella scuola materna e hanno messo a soqquadro i locali. Si chiama Zaino Sospeso l'iniziativa del Lions Club di Castelvetrano vicino a Trapani e che si svolge tra Partanna, Campobello di Mazzara e Castelvetrano. Nelle cartolibrerie sono esposti contenitori dove si possono lasciare penne, quaderni, libri, zaini, dizionari, anche usati purché in buone condizioni, per gli studenti di famiglie con difficoltà economiche. Un turista inglese di 70 anni in vacanza con la famiglia a Marina di Ragusa è morto mentre faceva il bagno vicino a uno stabilimento balneare. Immediati ma purtroppo inutili soccorsi da parte di altri bagnanti. Anche dopo l'arrivo di un'ambulanza e dell'elisoccorso non c'è stato nulla da fare. Negli ultimi 10 anni è sceso di quasi 1 milione il numero dei giovani tra i 15 e i 34 anni. È il rapporto della CGIA di Mestre sulla crisi demografica in Italia. In Sicilia è il maggior calo con 200.000 giovani in meno. E poi c'è anche il fenomeno della fuga dei cervelli. Simona Mazzoni. La crisi demografica si sta facendo sentire. Negli ultimi 10 anni è sceso di quasi 1 milione nel nostro paese il numero dei giovani tra i 15 e i 34 anni. In Sicilia è il maggiore calo. Si parla di un esercito di quasi 200.000 ragazzi. Numeri incredibili ma anche scoraggianti elaborati dalla CGIA di Mestre. Una contrazione che colpisce la fascia di età più produttiva del mondo del lavoro e che sta creando grossi problemi alle aziende. Molti imprenditori infatti faticano ad assumere personale, non solo per le annose difficoltà a trovare candidati disponibili e professionalmente preparati, ma anche perché la platea degli under 34 si sta appunto progressivamente riducendo. In testa al calo demografico ci sono le regioni del sud, in Sicilia poco più del 15%. Nel 2013 i giovani nell'isola erano 1.240.000, scesi ad 1.050.000 di quest'anno. A Catania il calo è di quasi il 14%, Palermo oltre il 16% e le altre province siciliane non sono messe meglio. E l'Istat rileva all'inizio del 2023 che la natalità in Italia è al minimo storico, mentre la mortalità resta ancora elevata. A questo si aggiunge anche il fenomeno della fuga dei cervelli, giovani demotivati che non trovano occupazione e cercano altrove fuori dall'Italia. Quale può essere la soluzione? Bisogna investire con una chiara strategia, non per trattenere a forza i nostri giovani, ma per creare condizioni invece affinché le regioni meridionali siano attrattive, possono attrarre capitali, possono attrarre talenti, possono attrarre professionalità. E per far questo bisogna superare innanzitutto la condizione di mismatch, cioè quel mancato allineamento fra le competenze possedute dai giovani e quelle richieste dalle imprese e viceversa. Realizzando questo allineamento già una parte della fuga dei cervelli viene arrestata. Le imprese devono fare la propria parte, investendo nell'innovazione. Bisogna da parte delle imprese investire in innovazione per capire che ormai l'approccio dei giovani, soprattutto della generazione Z, col mondo del lavoro è cambiato. Una pausa, torniamo tra poco con il calcio. Bentornati al
TG Sicilia siamo al calcio. Il campionato di Serie C celebra nel weekend la sua seconda giornata, ma non giocano le due siciliane che preparano già le partite del terzo turno. Il Catania troverà il Picerno al Massimino, il Messina invece andrà a Taranto, sempre che la partita venga disputata. Marco Carli. Serie C, tutte in campo, tranne le siciliane e le rispettive avversarie, ovviamente. Catania e Messina preparano gli incontri futuri. I rossazzurri avranno di fronte il Picerno domenica 17 al Massimino e conteranno anche sull'apporto di Buà, ultimo rinforzo per la corsia esterna. Assente Rapisardi, ancora squalificato Lorenzini, la difesa però può contare anche su Silvestri, acquistato quando la partita con il Crotone era in corso di svolgimento e voglioso di tornare a vestire il rossazzurro in gare ufficiali. Fra i nuovi volti anche quello di Deli, che arricchisce il reparto di centrocampo e che conosce al meglio la categoria. L'ho fatto all'inizio della mia carriera e poi l'ho continuato con il Foggia, abbiamo vinto anche un campionato e quindi è un girone che conosco, so che è molto difficile, però sono pronto insieme alla squadra a fare del meglio. A Messina invece si vive dell'attesa per sapere se si giocherà regolarmente a Taranto lunedì 18. Anche il tecnico dei pugliesi Capuano ha ribadito la volontà di giocare ed è quello che spera il Messina, che ha già un calendario fitto, dovendo recuperare l'11 ottobre la sfida con la Casertana. Lunedì al Marullo di Visconte è prevista un amichevole con il Valletta Football Club, squadra della Serie A maltese. Ortisi studia il nuovo ruolo sulla corsia mancina affidatogli da Modica. È il primo mister che mi inventa in quella posizione. E quindi io in settimana, a giorni, lavorerò e vediamo cosa succederà. Noi in settimana spingiamo come se fosse sempre partita domenica, quindi o settimana prossima, tra 2 settimane noi saremo pronti. E c'è una notizia dell'ultima ora: sono in netto peggioramento le condizioni di salute del super boss della mafia Matteo Messina Denaro, ricoverato all'ospedale San Salvatore per essere sottoposto alle cure specifiche per un tumore al colon che lo affligge da anni. E torniamo al calcio, un mercato da top per la promozione in Serie A, parla Leandro Rinaudo, DS del Palermo. Abbiamo lavorato bene, commenta, ma non siamo tra i favoriti. Marco Gullà. La sosta sta permettendo al Palermo e a Eugenio Corini di lavorare in serenità e fare il pieno in vista della ripresa del campionato che per i rosa sarà sabato ad Ascoli. Intanto il DS Leandro Rinaudo fa il punto della situazione spiegando la strategia del rosanero sul mercato e soffermandosi anche sulla conferma di Corini per questa stagione. Vogliamo essere sicuramente competitivi per la Serie A sin dall'inizio. Il campionato di Serie B è un campionato difficile e imprevedibile, lo abbiamo visto lo scorso anno, sicuramente non ci riteniamo la favorita. Le squadre che sono retrocesse dalla Serie A sicuramente partiranno in vantaggio, come si è visto lo scorso anno c'è sempre qualche sorpresa. Di sicuro per vincere un campionato non bastano solamente i nomi importanti, ma l'unità di intenti tra squadra, club e tifosi. Affari spenti quindi, ma con la consapevolezza di aver allestito una squadra che può serenamente veleggiare nelle zone alte della classifica. Il lavoro sul mercato è iniziato prima della fine del campionato dello scorso anno, mantenendo lo zoccolo duro della scorsa stagione che ha dimostrato di poter essere competitivo per il campionato di Serie B, e poi ci siamo mossi in 2 direzioni, con l'innesto di giocatori importanti per la Serie B che hanno vinto il campionato appunto di Serie B. E la seconda direzione è stata quella di mettere dentro dei giocatori giovani di grande valore, di grande prospettiva, che potessero dare un contributo importante sin da subito. Corini, in vista di Ascoli, spera nel recupero di Insigne. Il calciatore ha rimediato una lesione all'adduttore e sta accelerando per poter essere quantomeno convocato. Preparazione che per i siciliani riprenderà domani. E per questa edizione del TG Sicilia è tutto, grazie per averci seguito e buona serata.